Iniziate le opere di demolizione della villetta in bilico sulla spiaggia di Zingarello, Punta Bianca ad Agrigento, tra limiti e fruizione alla vigilia della stagione balneare. Davide Saglia. Abbattuta questa mattina la villetta di Via delle Rose, incontrata a Zingarello. L'immobile pericolante e sospeso nel vuoto a causa dell'erosione costiera è stato buttato giù dalle ruspe che già dalle prime ore del mattino hanno provveduto alla demolizione. Sul luogo presenti unità del comune di Agrigento, polizia locale e capitaneria di porto, la quale per ragioni di sicurezza ha interdetto lo spazio aereo e marittimo circostante, pattugliando la costa con 2 motovedette. E alla demolizione presente anche l'associazione ambientalista Mare Amico, che attraverso il suo responsabile ha così commentato il fatto. Grazie soprattutto a un video shock, noi siamo riusciti a realizzare la scorsa settimana un video con un drone e quindi ha responsabilizzato un po' tutti sul pericolo imminente di caduta della villa, e quindi questa mattina la ditta incaricata dagli eredi dei proprietari della villetta abusiva hanno provveduto motu proprio ad abbattere finalmente la villa e quindi eliminare questo pericolo. Potrebbero esserci casi simili di altri immobili, vista la zona che comunque presenterà in futuro altri crolli o altre pericolosità? Purtroppo la falesia sta arretrando con una velocità mostruosa e molte case che oggi sono in apparente sicurezza fra qualche anno non lo saranno più. La villetta accanto è già lesionata, quindi potrebbe anche essere a rischio caduta fra qualche anno. A Scala dei Turchi vi è pure un altro immobile che fra qualche giorno verrà abbattuto dal FAI, dal comune di Realmonte. L'erosione costiera è un problema serio, ma qui è un problema doppio, perché da qualche anno sono state eliminate le barriere soffolte che hanno provocato un'accelerazione del processo erosivo già fisiologico per questa zona. E in vista della stagione estiva abbiamo voluto sondare quella che è l'attuale situazione delle località di Zingarello e Punta Bianca. Sulla prima zona di difficile raggiungimento per via delle strade d'accesso vige il divieto di balneazione ed è stata interdetta al transito e alla sosta dal comune di Agrigento, che ha provveduto a transennare l'area. Punta Bianca invece aspetta ancora il riconoscimento dello status di riserva naturale, ma il raggiungimento di tale obiettivo pare essere ancora lontano. Tutto dipende, come è noto, dalla Regione e dall'assessorato al territorio e ambiente, chiamato a trovare una destinazione alternativa all'esercito italiano, esercito che anche questa mattina ha fatto riecheggiare l'artiglieria nel corso di un'esercitazione svoltasi come di consueto nell'area del poligono di Drasi. La spiaggia vi è il divieto di balneazione qui a Zingarello, in questa zona di Zingarello e anche a Drasi, ma è il miglior mare che c'è qui ad Agrigento. Fra qualche giorno, come sentite, in questo momento stanno sparando a Drasi, fra qualche giorno smetteranno e quindi ci riapproprieremo per il mese di giugno, luglio, agosto e settembre della spiaggia di Punta Bianca. Punta Bianca sarà fruibile, anche se le strade sono state un poco ultimamente danneggiate dalle esercitazioni militari. Speriamo bene. Punta Bianca, riserva naturale, è ancora lontano come progetto? È ancora lontano perché ancora la regione siciliana non è riuscita a trovare un terreno alternativo per le esercitazioni. Fra qualche giorno alcuni tecnici della regione siciliana verranno qui ad Agrigento per la nuova perimetrazione, ma resta il problema di base di andare a reperire un terreno alternativo per l'esercito.